La forma ovale è simbolo del principio vitale, germe della creazione e contiene 4 elementi: acqua, fuoco, aria e terra. Regina e Matteo, al termine della pandemia, hanno deciso insieme ai loro figli, Francesca, Valentina e Domenico, di andare a vivere lontano dalla città, in una casa ecologica, immerso nella natura, intesa come verde acqua. Il piano terra è il piano del contatto con l'elemento acqua. È caratterizzato infatti da un pavimento vetrato calpestabile, sotto il quale arriva l'acqua proveniente da pareti di cascate, un modo meraviglioso per arricchire e abbellire gli spazi, portando diversi benefici. Per entrare nell'abitazione bisogna attraversare un ponticello situato davanti alla porta d'ingresso. Al primo piano continua il contatto con la natura, con l'elemento terra, tramite 2 serre contenenti fiori e spezie. Sempre al primo piano troviamo la camera insonorizzata adatta per la musica, 2 bagni molto ampi dotati uno di vasca e uno di doccia, una palestra, un salotto, la cucina e la sala da pranzo. Il tutto si affaccia su uno spazio polifunzionale molto ampio che circonda il corpo scala. Al secondo piano abbiamo le 3 camere, da letto, lo studio di Domenico, gli studi dei genitori e 2 bagni con rispettivi antibagni. Sul tetto troviamo un ulteriore giardino. Quest'ultimo non solo mantiene ancora una volta il contatto con la natura, ma dona i seguenti vantaggi: regimentazione acqua piovana, purificazione dell'aria, riduzione delle temperature, maggiore efficienza degli impianti fotovoltaici, riduzione dell'inquinamento acustico, durata prolungata del rivestimento, maggiore biodiversità, creazione di uno strato ignifugo, maggiore sensazione di benessere, risparmio di tempo e denaro e protezione dall'erosione. Sempre sul tetto giardino abbiamo il contatto con l'elemento fuoco tramite pannelli solari fotovoltaici e termici, con l'elemento aria per l'altezza e l'ampiezza della terrazza giardino che permette di sentire il vento.